Ma solitamente le domande che si fa: quando è stata la prima volta che ti è piaciuto il cielo? Uno pensa di frutto. Che non è facile dirlo perché non è possibile che al cielo non può di plaisir, non è possibile che anche un bel paesaggio non può di plaisir. Mettete insieme un bel paesaggio col cielo, mi di così non si può, quindi un frutto che va in montagna e calciale al cielo non può non restare impressionato dalle bellezze che ha il cielo di Gnot, come il cielo di D, quindi dal paesaggio mettito da montagna, sa di Gnot il bieli stelle, con le vielate in cielo che si può sviodile, con le nebulosi e gli ammas di stelle. Ti hai veduto pensi 15 eclissi parziali di sorelli, ma un eclissi totale come le prime in Austria, soprattutto che dello Zambia dal 2001, senza un nulla, al contrario di che da Austria calare al cielo nullato, è un'esperienza incredibile, vedi al cielo che diventa improvvisamente scuro, vedi le corone da sorelli che si vedi le stelle che vengono fuori durante il dì, vedi i pianeti soprattutto che sono anche un po' più luminosi. E dopo il silenzio incredibile, tal mese da savana e si lì, non senti neanche leon che ti venga a mangiare, che c'è lui calciale che si domanda c'è che lei che scuro improvviso, io c'è che tasin. Lei è un'esperienza fantastica, che diserei di provare. Di mistero, uno fa tanti robis, ma sicuramente non fa l'astrofilo, poco mi sicuro, ma col che in Italia. Alla già fa l'astronomo, che si va in paias, ma fa l'astrofilo che non sia paias come mistero, è già difficile. Bisogna ovviamente avere un lavoro e bisogna arrivare a tal team per fare anche quello. L'astronomia è un settore dove le possibilità economiche sono importanti per i strumenti e costi anche tanto. Quindi, un astrofilo che si piace fa ricerche, ci puoi del fare. Meteore, al fa stelle cadenti, perché l'unico investimento sono un bel par di binocoli, une taulette, dei suoi di carte, due matiti su une gomme, un registratore se vuoi di ve e une pile di case con le luci rosse. Dopo la di ve une macchine per portarsi a sdraio, dopo viarti un par di cusins, perché al fa mal dopo si soris che uno le distirat sul dur. Oppure si può scalare le meridiane, ad esempio vio del gnomone sombrane calfas, per avere un'idea e si confronta con ciò che si riguarda, sì, o se che si può sviodi magari se si ha le lune che al momento, e di però le luminosità di queste stelle cadenti qua non è così poche, è di più. Allora, confrontando con le lune di 3D, di 4, di 6, di 10, di 3D, e con tu con anche le lune plene, si ha la possibilità di fare già una maniera manco le empiriche e un po' più oggettive, che lei ce la si partiare e via di sombrane che fa. E una roba che ne so, tu si resti come cocai. Così, c'è là, è bellissima, meravigliosa, ma nessuno pensa di fare le misure scientifiche, cioè di luminosità, dal percorso che ha fatto in cielo, calcolato secondi che è stata luminosa, e dopo altre robe come lei si è rotte 1, 2, 3, 4 volte, si ha fatto 3 frammenti, 1, 2. Cioè, sono robe che qui che fa l'osservazione di stelle cadenti a un livello, come si dice, professionistico, che devi fare, mediamente sono 7 parametri di riguardarsi in secondi. Effettivamente le int non ha francamente un'opinione solitamente è il solito concetto malvata i champ so che va a fare non ha niente i champ se non imparciare alle stelle sono non imparciare anche altri ma comunque sempre in ambito astronomico però il fatto è che le int che non sa se che si fa appunto in che sarà di schi che non è mai stata è come che int che non è mai stata vi vedo un bel spettacolo. È stata visibile per 40-45 gradi, quindi praticamente per un quarto dal cielo che è fra l'orizzonte e lo zenit, si aveva la possibilità di vedere un quarto stupendo di una bellezza straordinaria, perché è una meteora che si rompe 4 volte, sei rarissime, per i più vio di frammenti che si spaccano e che fanno delle scie che sono leggermente divergenti. Di color verde smeraldo con luminosità, quindi tutta il cielo è stato verde in quel momento lì e ve le possibilità di vedere per 4 secondi la di attenzione guardate a tutti i social sai amici che era in Vignews in dal Veneto ad esempio e da zone Sancia da Ciarne e dintorni e fai un contents devi vedere un bellissimo oggetto in che maniera chi al dà soddisfazione non come per un'amba per una vita